Eccoci ritornati a Strasburgo per la plenaria. Come sapete, al centro del dibattito c'è sempre la guerra scatenata da Putin ai danni dell'Ucraina. Purtroppo la violenza e gli orrori si stanno intensificando e i recenti massacri di Buscia e di Borodianka sconvolgono le coscienze di tutti noi e dovranno rimanere congelati nella memoria dell'Europa. Ma unanime deve essere anche la volontà politica di procedere per crimini contro l'umanità nei confronti di chi si è reso responsabile di tutto questo, Putin in primis. Come già ho avuto modo di raccontarvi, l'Unione Europea e il Parlamento si sono schierati immediatamente al fianco del popolo ucraino, assumendo decisioni che si muovono su diversi piani. Innanzitutto le sanzioni economiche, a partire dal blocco del sistema SWIFT, che ha impedito tutte le transazioni finanziarie per 11.000 istituti bancari in oltre 200 paesi. Poi il congelamento dei patrimoni degli oligarchi russi presenti in Europa e tutta la nuova politica sull'energia e quella sulla difesa comune europea. Con ordine, affinché le sanzioni economiche siano efficaci e facciano davvero male al dittatore Putin, è necessario che siano accompagnate da una politica energetica che renda l'Europa autonoma dal gas russo. Con il pacchetto REPowerEU la Commissione ha deciso una serie di misure volte a renderci indipendenti dalla Russia in 36 mesi. Sono stati quindi avviati subito negoziati per diversificare i fornitori e nello stesso tempo puntare sulla strategia green del potenziamento delle energie rinnovabili. Quindi stoccaggio e acquisti comuni di gas mediante una task force europea e la costituzione di un fondo compensativo per aiutare i paesi più esposti alle conseguenze negative delle stesse sanzioni. L'Europa poi ha immediatamente deciso di sostenere la resistenza ucraina, inviando materiale militare, armi di ultima generazione e intelligence. E proprio anche grazie a questo supporto, richiesto da Zelensky sin dall'inizio dell'aggressione, l'avanzata russa ha trovato molti ostacoli, tanto da ritirarsi del tutto in alcune zone. L'Ucraina sta combattendo per i valori europei, il popolo ucraino ha deciso di resistere e l'Europa compatta ha deciso di schierarsi dalla parte della democrazia e dello Stato di diritto. Altro aspetto non secondario, da questa tragedia emerge la fragilità dell'Europa e la necessità di realizzare presto un'Europa politica con gli Stati Uniti d'Europa. Per far ciò dobbiamo dotarci di una politica estera comune e di una difesa comune europea. Su questo ultimo punto si è deciso di adottare la bussola strategica, che prevede l'istituzione di uno schieramento rapido di forza di 5.000 soldati e 200 esperti in sicurezza e difesa comune. A ciò si aggiunga un altro provvedimento che è il CHIPS Act, volto a rafforzare gli investimenti europei in intelligence, tecnologia e microelettronica. Infine la guerra sta determinando la più grande tragedia umanitaria dal dopoguerra in avanti. L'Europa insieme all'ONU ha lavorato per avviare trattative e negoziati per consentire l'evacuazione dei civili attraverso i corridoi umanitari. Putin non ha rispettato nemmeno le regole minime della guerra e ha attaccato ospedali pediatrici, scuole, le sedi della Croce Rossa, ha bloccato i convogli umanitari, ha attaccato anche i corridoi umanitari. Abbiamo stanziato 4 miliardi in favore dei paesi maggiormente coinvolti nell'accoglienza dei profughi ucraini. Tra loro ci sono tantissime donne, tanti bambini. Infatti degli oltre 4 milioni di rifugiati che sono fuggiti, la metà sono bambini. Ci sono anche 2,5 milioni di bambini sfollati in Ucraina. Ogni bambino in Ucraina soffre per l'instabilità e l'incertezza inflitte dall'attacco della Russia e come gruppo dei socialisti democratici abbiamo richiesto una risposta decisa da parte della Commissione e del Consiglio attraverso un pacchetto Unione Europea-Ucraina sulla protezione dell'infanzia che includa misure ad ampio raggio per proteggere i bambini vulnerabili in fuga dalla guerra, sia nell'Unione Europea che in Ucraina. Per concludere, io credo che l'Europa oggi abbia davanti a sé una grande opportunità, quella di riscrivere la storia. Lo possiamo fare solo se saremo in grado di superare gli egoismi nazionali, se saremo in grado di fidarci di più gli uni degli altri, attribuendo a quest'Unione una competenza vera in politica estera, in difesa comune, in politica di migrazione e integrazione e in politica energetica. A presto!